Seconda mobilitazione nell'arco di 2 mesi. Dopo quella a Bruxelles, gli agricoltori europei sono scesi infatti nuovamente in piazza, questa volta a Strasburgo, per manifestare le preoccupazioni sull'accordo Unione Europea-Mercosur, ovvero quei paesi latinoamericani come Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. I sottoscrittori ricordano che l'intesa dovrebbe dar vita ad una delle più grandi zone commerciali del mondo, che coprirà un mercato di circa 700 milioni di consumatori. Sul piano commerciale viene stimato un aumento del 39% delle esportazioni annuali verso il Mercosur. L'intesa, secondo sempre i sottoscrittori, creerà opportunità economiche, eliminando i dazi sulle esportazioni dell'Unione Europea, compresi i prodotti agroalimentari. Tuttavia il mondo agricolo vuole certezze nella reciprocità delle condizioni di scambio. Per questo migliaia di agricoltori, molti provenienti dall'Italia, sono tornati a manifestare davanti al Parlamento europeo a Strasburgo. Perché a Strasburgo, a distanza di poche settimane dall'altra manifestazione a Bruxelles? Perché è un accordo che ancora oggi non ci soddisfa. Non vengono garantiti gli stessi standard di reciprocità legati alle produzioni, gli standard ambientali e sanitari e soprattutto i controlli. Ancora oggi non ci sono garanzie rispetto ai controlli delle merci che provengono dai mercati dai paesi del Mercosur. Quindi noi oggi siamo qui a Strasburgo a manifestare nuovamente il nostro disappunto, anche perché verrebbero messi a rischio circa 40.000 posti di lavoro. La zootecnia, per la zootecnia del Made in Italy significano circa 22 miliardi di euro e soprattutto settori produttivi come carni bovine, pollame, miele, riso e zucchero verrebbero fortemente messi a rischio da importazioni selvagge. La mobilitazione è stata determinante e il Parlamento europeo ha sospeso la ratifica dell'accordo. Con un voto sofferto, infatti, 334 favorevoli e 324 contrari, gli eurodeputati hanno infine scelto di richiedere il parere giuridico della Corte di Giustizia europea sulla base giuridica dell'accordo. Parliamo adesso di Capponi, San Polo d'Enza. Questa è un'azienda che si chiama Terre di Pessano, prende il nome dalla località e vado a incontrare Stefano Bonazzi, che è socio di questo allevamento dove si producono appunto capponi che diciamo che hanno una stagionalità, no, nel loro ciclo produttivo. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Allora, parliamo del tuo allevamento, un allevamento sì, che nasce qua nelle prime colline del Reggiano e ha una particolarità, quindi voi allevate questi capponi in un'azienda che è biologica, ma il cappone diciamo è convenzionale. È convenzionale. Parlaci un po' del ciclo produttivo di questo allevamento. Noi acquistiamo i pulcini, li acquistiamo direttamente dalla Francia, arrivano entro le 24 ore dalla nascita, il camioncino parte, arriva qua e dopo noi partiamo con il processo con le vaccinazioni di legge. Cerchiamo, perché non siamo biologici, di non utilizzare antibiotici, perché noi comunque come spazi esterni e interni manteniamo siamo al di sotto della normativa di legge che dice, non so, il nostro allevamento può contenere quasi 6.000 animali, noi ne facciamo 3.500-3.700, quasi la metà, per dare più spazio, per fare un prodotto di una qualità differente. È un prodotto, si può dire, di nicchia, non sono tante le aziende che producono, allevano capponi, oppure siete insomma all'interno di un circuito insomma più importante? Sì, siamo in un circuito dei capponi, ma il nostro prodotto è di nicchia perché diamo molti giorni di vita all'animale, abbiamo creato un'alimentazione insieme a Progeo per dare un'alimentazione, non voglio certificare il no OGM perché a volte, però bilanciata, per ottenere un prodotto di una discreta qualità.
stando fuori la maggior parte del tempo, ovviamente d'estate, in questo periodo stanno fuori 4-5 ore al giorno se c'è il sole, e si vede la differenza nella carne, si vede la differenza nell'animale. Stiamo parlando di soggetti, di esemplari, quali vedo sono anche molto belli, insomma, da vedere, ma sono animali pesanti, insomma, arrivano, diciamo, a maturazione. Quanti chili possono raggiungere questa razza? Perché poi ci sono tante razze anche. Questa razza è un Hubbard, come nome della razza, è una serie pesante. La fortuna è che si ferma, perché molte razze pesanti hanno il difetto di continuare a crescere, dunque diventare quasi troppo grandi. Questo animale arriva a essere 4,5 kg, 5 kg, anche 5,5 kg massimo vivo. Dunque abbiamo un buon prodotto e ben proporzionato. Dunque abbiamo, magari molti animali hanno molto petto, questo è un bel proporzionato, dunque viene utilizzato molto volentieri in cucina in diversi modi. Ovviamente il capone è il brodo. È la sua morte, diciamo. No? Però diciamo che quando uno ha tanta carne intorno a queste ossa, diciamo che può utilizzare questo prodotto per tante altre. Quindi è un allevamento che ha una sua stagionalità, quindi in funzione, diciamo, del periodo natalizio, quindi il grosso, diciamo, dell'allevamento degli esemplari che vengono allevati viene alienato in quel periodo, grosso modo. Questi sono gli ultimi, diciamo, sopravvissuti al Natale, quindi si può dire. Sono gli ultimi sopravvissuti al Natale. Noi abbiamo una stagionalità, cominciamo a vendere le prime richieste cominciano in ottobre e noi abbiamo ottobre, novembre, dicembre, gennaio, però nel mese di dicembre si va a concentrare il momento più attivo, abbiamo veramente, lì si lavora tutti i giorni. Senti Stefano, prima io ero in un allevamento di galline vaiole e riuscito a prenderne qualcuna, ma questi li vedi un po' più vispi, li vedo qua, sì. Sono molto belli, non si fanno avvicinare. Questi comunque sono dei galli. E allora il gallo tende a essere fiero, infatti come si vede alcuni cantano anche perché gli rimane un po' questa energia di essere ancora credere di essere ancora galli. Che non lo sono più perché vengono castrati. Ecco, parliamo di questo. In quale periodo vengono castrati? Noi facciamo dopo il processo vaccinale, dei primi circa, come abbiamo detto, 20 giorni di processi vaccinali, sul 25esimo giorno facciamo la castrazione, circa settimana più, settimana meno, a seconda anche del meteo. Se c'è troppo freddo magari aspettiamo qualche giorno se il meteo gira, perché quando vengono castrati devono stare un pochino al caldo, perché subiscono un intervento vero e proprio chirurgico. Noi andiamo con il bisturi, taglietto e asportiamo. L'animale facendolo a quest'età, a 25 giorni, non ha grossi traumi, il taglio è piccolo, si recupera in 2 o 3 giorni, sono di nuovo vispi e otteniamo un bel risultato, insomma. Ecco, un tempo nelle campagne si faceva manualmente un po' così, insomma, sì. E poi addirittura gli si tagliava la cresta, no? Sì. Era anche un po' cruento. In questo caso la cresta non viene toccata. Noi non l'abbiamo mai tagliata e in più la legge italiana qui negli ultimi anni è cambiata e non si può più tagliare. Perché le creste, soprattutto animali, sì, perché comunque è un trauma anche quello. Complessivamente quanti esemplari vengono allevati nel tuo allevamento? Che diciamo qua non c'è macellazione. Noi no, qua non macelliamo, noi vendiamo l'animale macellato. Noi alleviamo mediamente sui 3.500-3.700. Non superiamo questo limite e siamo oggi arrivati al limite. La struttura porta per noi, come dico, potrei arrivare vicino ai 6.000, ma noi manteniamo questo livello per avere un benessere maggiore. L'animale sta meglio, se l'animale sta meglio, è più bello, la carne è migliore, abbiamo tanti vantaggi. Senti, questo è un mercato importante anche perché comunque è una carne che viene apprezzata e anche dei prezzi che sono decisamente superiori anche al consumatore finale rispetto a quello che è un pollo, diciamo, tradizionale. Quindi stiamo parlando anche di cifre importanti. Sì, il nostro prodotto è un prodotto più di nicchia per il tipo di allevamento e anche per il prezzo finale. Per ottenere un prodotto del genere che ha tanti mesi di vita per un'alimentazione di un certo tipo che ovviamente è più costosa, il prodotto finale è un prodotto costoso, fa parte, diciamo, nel banco, è un prodotto
il ciclo produttivo è molto lungo, quindi insomma stazionano qua tanto tempo. Cominciamo quando hanno circa 6 mesi di vita a venderli, 6 mesi di vita a ottobre. Oggi questi animali hanno abbondantemente superato. Non credo che sul mercato italiano si possa trovare animali che oggi hanno compiuto 9 mesi di vita in questo periodo. E vanno per i 10, non so se ci arriveranno, siamo alla fine del ciclo dunque. D'altra parte per avere un buon brodo insomma ci vuole anche il suo tempo, oltre che quello che trascorrono in vita anche in cucina peraltro. Bene Stefano, grazie per questa descrizione dell'allevamento, è un allevamento molto particolare, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci troviamo tra un po'.